Comunità energetiche, 200 amministratori a Sant'Artemio per fare il punto con Regione, Provincia e Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana su questo strumento considerato strategico anche dai comuni sulla strada del risparmio e dell'efficientamento. Un momento conclusivo di un percorso avviato sinergicamente con Regione e con Centro Studi, volto a diffondere la cultura delle comunità energetiche. Credo che i tempi siano maturi per una concretizzazione di quello che è un aspetto che da qualche anno ormai stiamo trattando, ma che di fatto non vede una messa a terra così impellente. I comuni spesso non hanno le risorse per poterlo fare e quindi sì, è necessario che scenda in campo il privato, assolutamente sì. La Regione Veneto ha stanziato 10 milioni di euro per far partire le comunità energetiche nel territorio. Siamo in attesa trepidante della firma del decreto attuativo da parte del Ministero. La bozza di questo decreto è stata inviata a Bruxelles, a breve dovremmo averla di ritorno e quindi spero che dopo il Ministro firmi e ci renda operativi. I cittadini si aspettano dall'avvio di queste comunità energetiche un risparmio e lo stesso vale per le amministrazioni pubbliche. Treviso è molto avanti nella realizzazione della prima comunità energetica e la bonifica della discarica di Orsenigo realizzerà un parco fotovoltaico di circa 1 megawatt di potenza e quindi immediatamente riusciremo a alimentare altre strutture del comune. Abbiamo individuato non soltanto fasce deboli di popolazione che potrebbero essere soci consumatori, ma anche una profonda ingiustizia che si sta perpetrando nei confronti di coloro che abitando in centri storici sono al di fuori di queste possibilità. E quindi si potrebbe pensare che le comunità energetiche potessero fare un pochettino di più giustizia se questi si dotassero di una propria quota parte di impianto fotovoltaico posto fuori del centro storico.